Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli! Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto punto chiaro a Radio CRC. Mi sono scusato perché ho diffamato e quando si sbaglia si ha l'obbligo di chiedere scusa. Su X avevo scritto queste parole, era il 17 agosto. Hanno preparato il casino. Plusvalenze a profusione per tutti. Percassi salva la faccia, Marotta sacrifica l'ultima ruota del carro, una Roma bocciata. Ademola, invece di una sospensione stipendiale, riceve una bella maglia nerazzurra con qualche stella e qualche milione in più in banca. Questo è il calcio italiano. Tutto bene, signora Marchesa di Grillo o Grullo. L'importante è difendere il marchio, no, Vinavil Gravina. Poi ho aggiunto a una domanda di un certo Stefano: mi scusi, dottore, ma cosa c'è di irregolare in queste due trattative? Non ci vedo nulla di scandaloso. Ho risposto: niente di irregolare, sia chiaro. Solo una confusione che genera vantaggi contabili e consente una doppia operazione. Non parlavo di regolarità, ma di organizzare le cose a fini contabili in modo che si possano effettuare due operazioni legittime, formalmente slegate, ma che altrimenti non sarebbero possibili. Perché senza la prima, la seconda non sarebbe possibile. In altre parole, in pratica, l'Inter non aveva i soldi per acquistare Lookman, aumentando il valore di Zalewski e, quindi, i suoi introiti. Aveva i soldi per acquistare Lookman. Ed è quindi ridicolo che l'ex giocatore della Roma tanto decantato come riserva abbia aumentato il suo valore di oltre 10 milioni in così poco tempo. Avendo visto per molti anni quanto sono bravi i percassi, non credo che siano improvvisamente idioti. Io non ho un anello al naso. Lei sì. Quindi forse Ademola non andrà all'Inter, e allora devo dire che Marotta è un genio e Percassi improvvisamente perde il suo tocco. Ok, la Befana vola. Mi sbagliavo, perché Lookman non è andato all'Inter, e ieri ho scritto: mi sbagliavo, non è andata così, sono stato mal consigliato, e me ne scuso. Tuttavia, resto sorpreso che una famiglia così astuta e capace come i Percassi abbia pagato 17 milioni per il polacco Zalewski, che era stato acquistato qualche mese prima dall'Inter per 6 milioni e di certo non aveva avuto un grande impatto. Era una riserva ed è rimasto una riserva all'Inter senza avere un grande impatto. C'è qualcosa che non capisco, ma deve essere sicuramente un mio problema nel comprendere certe dinamiche. Mi sono scusato, ma questo ha riacceso il dubbio. Perché Zalewski vale 17 milioni? Come ha fatto l'Atalanta a pagare 17 milioni per Zalewski e circa 30 milioni per Musa? Era una riserva al Milan, 30 milioni, 25 più 5. Si parla tanto di Lucca che costa tanto, di Becauma che costa tanto, di Lang che costa tanto. Tutti quei pappò cac ed Esord, ora è costato tanto. È il nuovo mantra. Poi scopri che il club di riferimento, quello che ci rinfacciano da anni, e non ce la faccio più, non siamo bravi come l'Atalanta. Guarda, l'Atalanta ha perso Scamacca, lo ha sostituito con Retegui in meno di un giorno. E guarda quanto sono bravi. E l'Atalanta è bravissima e noi siamo degli idioti. Loro sono bravi e noi siamo una bancarella di torroni. Loro sono bravi, e Atalanta qui e Atalanta là. Poi alla fine mi interrogo, dicendo che hanno venduto Retegui molto bene agli arabi e poi prenderanno Zalewski per 17 milioni e Musa per 30 milioni. Credo che il sia d'obbligo. Perché due riserve di Milan e Inter sono così ben pagate? Dato che Ademola Lookman è rimasto all'Atalanta, gli hanno dato un incarico da allenatore separato, lo hanno inserito nella lista dei convocati per la Champions League e cercheranno di riportarlo indietro, ma lo hanno perso per la Coppa d'Africa. Avrebbe potuto giocare con Osimhen. Abbiamo avuto modo di parlare. Gli ho spiegato francamente la nostra situazione in Arabia Saudita, spiegandogli che c'è una visione limitata o distorta del nostro torneo, dove ci sono giocatori di alto livello, da Cristiano Ronaldo ai più bassi in classifica. Mi ha spiegato che Istanbul ha accolto lui e la sua famiglia con entusiasmo e che ha grandi ambizioni. Ha fatto la sua scelta. Gli auguro tutto il meglio. Le sue battaglie contro il razzismo hanno lasciato il segno. Prego che questo fenomeno scompaia completamente. È una malattia che va combattuta insieme. Sento che ci sono sempre meno episodi, e quindi ci sono stati progressi. Ho avuto l'opportunità di giocare in Premier League, niente.
Qui in Arabia Saudita, niente. La gente deve capire che il calcio è amore, non odio. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli!